Olimpiadi 2026, a fine ottobre un team del CIO potrebbe già visitare le strutture di Cortina e Milano, questo dopo l'ufficializzazione delle città in corsa domani a Buenos Aires. Le parole del direttore delle candidature del CIO, Cortina Milano, progetto grandioso. Tragedia da Bignase, un neonato di 5 mesi si sente male mentre è in casa con i genitori, mamma e papà chiamano i soccorsi ma il piccolo muore poco dopo in ospedale. Padova e l'incubo spaccato, colpo numero 37 nel weekend. Il caso stasera sotto i riflettori di Ring, con ospiti in studio e collegamenti in diretta con i commercianti esasperati. Arrestato l'assassino dell'artigiano Alessandro Coltro che aveva la sua azienda a Chiarano, ucciso a Fontana Fredda per 15.000 euro, in manetta un pizzaiolo rumeno di 48 anni. Incendio in una tipografia di Bassano, le fiamme si estendono al piano superiore dove abita una 83enne, l'anziana intossicata salvata dai vigili del fuoco. Rallenta l'invasione dei turisti a Venezia, le stime della regione per il 2018 registrano per la prima volta un leggero calo degli arrivi. L'assessore Caner, se va nel percorso di una razionalizzazione il dato è positivo. Dalle 100 trombe che hanno suonato il silenzio al Sacrario di Fagarea alla corona di alloro adagiata sulle acque del Piave fino alla sfilata delle penne nere, 2 giorni di emozione e memoria nel raduno sezionale degli Alpini di Treviso. Buonasera e ben ritrovati con le notizie dal Veneto. In apertura alle Olimpiadi invernali del 2026, a fine ottobre infatti un team del Comitato Olimpico Internazionale potrebbe già visitare assieme al CONI le strutture di Cortina e Milano. Questo però dopo l'ufficializzazione delle città candidate in corsa che avverrà domani a Buenos Aires. Un progetto grandioso, parola di Christophe Duby, direttore delle candidature olimpiche del CIO. Se l'Italia di Cortina e Milano aveva bisogno di un altro endorsement di peso dopo le frasi di Juan Antonio Samaranch Jr., vicepresidente del Comitato Olimpico Internazionale che aveva definito il progetto Veneto-Lombardo robusto, ecco sul piatto un altro giudizio di peso. Parole che arrivano alla vigilia della ufficializzazione delle candidature per la corsa finale alle Olimpiadi invernali 2026, prevista domani a Buenos Aires. Sono ore fatidiche perché siamo nella selezione per entrare nella short list. Abbiamo buone possibilità e direi che portare le Olimpiadi dopo i mondiali di sci significa per Cortina, ma per le Dolomiti in generale, un grande elemento di promozione turistica nazionale ed internazionale. Progetto grandioso secondo Christophe Duby dunque, e quest'ultimo assicura che se è vero che le altre 2 città che aspirano alla designazione, cioè Calgary e Stoccolma, hanno già ricevuto le visite del CIO, non significa che Cortina e Milano abbiano accumulato un ritardo. Siamo in una fase di dialogo, ha chiarito, e il board, che si è riunito la settimana scorsa, ha lavorato su un dossier che conteneva tutti gli elementi necessari per stabilire la validità o meno della candidatura. Una volta che la sessione del CIO avrà ufficialmente confermato che una delle sedi in corsa è Cortina e Milano, il CONI potrà prepararsi a ricevere già entro la fine di ottobre un team che visiterà le infrastrutture esistenti. L'importante, continua Duby, è che le città ammesse alla fase successiva abbiano pronti progetti tecnici ottimizzati per la data di scadenza, l'11 gennaio 2019. E poi il fattore chiave, quello finanziario. Il direttore delle candidature olimpiche conferma il CIO fornirà per la organizzazione la somma di 925 milioni di dollari, parte in cash e parte in servizi, fra cui la produzione del segnale televisivo. Da parte sua il comitato organizzatore dovrà pagare tutto quello che è relativo alle cerimonie e alle gare. Esiste una stima preliminare, ha poi detto, che riguarda il costo della realizzazione dei giochi, che nell'ipotesi di Cortina Milano è grosso modo 1,7 miliardi di dollari, mentre in passato tale costo era di circa 2 miliardi di dollari. La cronaca con l'ennesima spaccata a Padova, questa volta non in centro ma nel quartiere della Stanga. Le telecamere hanno ripreso gli autori del vandalismo e del furto di 100 euro dalla cassa. La polizia sta analizzando proprio questi filmati. La lunga serie di spaccate a bar e negozi di Padova è arrivata alla 35esima puntata. Tra sabato e domenica, poco prima della mezzanotte, i ladri se la sono presa con il negozio di abbigliamento E-Fashion in via Martiri, Giuliani e Dalmati, alla Stanga, di fianco al centro Giotto. I malviventi hanno sfondato una delle vetrine usando pare 2 grosse pietre. Un negozio gestito da cinesi e ben dotato di telecamere dentro e fuori lo stabile. La polizia ha sequestrato le immagini, pare che i ladri fossero 2 e a volto scoperto. Bottino il fondo cassa di 100 euro. Stavolta non siamo in centro storico, l'esercizio non è di un pezzo grosso del commercio padovano, per cui forse i 2 vandali di sabato sera potrebbero non essere i colpevoli seriali dei precedenti vandalismi.
Un fenomeno, quello delle spaccate, che da agosto sta impegnando le forze dell'ordine in una caccia al vandalo senza precedenti in città e con i negozianti che già non ne possono più di riparare danni ai loro esercizi di valore superiore al furto subito. Sindaco, prefetto e questore si vedono tutti i giorni. Il ministro dell'Interno, polemizzando con la giunta padovana di centrosinistra, ha disposto l'invio a Padova di 40 poliziotti in più, 10 entro ottobre, gli altri entro febbraio. Da oggi intanto i negozianti patavini possono presentare domanda al Comune per il contributo per nuovi impianti di allarme, anti-intrusione, nuove blindature, saracinesche, vetri antisfondamento e illuminazione aggiuntiva. Il modulo è sul sito del Comune e le fatture vanno poi presentate entro metà dicembre. Da lunedì prossimo verranno installate le prime 36 telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Giordani ha chiesto agli uffici di accelerare le pratiche per questo primo lotto che coprirà non solo il centro storico e alcuni luoghi chiave come il centro Altinate San Gaetano, il sottopasso della Stua, il ghetto, ma anche i quartieri, in particolare davanti alle scuole. Il primo lotto verrà completato dalla installazione di altre 216 telecamere entro gennaio 2019. E i padovani, sconcertati per questa lunga serie di colpi messi a segno ai danni di negozi, chiedono più controlli notturni alle forze dell'ordine contro le spaccate che a quanto pare dicono sono facili da mettere in atto. Ma sicuramente sono, credo, dei balordi, non credo a un'organizzazione sistematica solo per i negozianti, si cerca di strappare alcuni denari. Bisognerebbe a questo punto avere un ulteriore rafforzamento di persone, credo che il Comune si stia dando da fare. Ma sono manie, ci sono le manie, oggi come oggi c'è poco da fare, la gente non sa che fare e quindi si diverte così. Ci vorrebbe tanto più controllo e poi tanti sono bravate perché senti i discorsi che fanno, senti proprio la stupidità in alcune cose, tutto lì. Certo che è un po' inquietante questo fatto che non li prendano, siamo circondati di video, di telecamere, sia anche io e lei. Esatto, è quello che non... C'è qualcosa secondo me che o non funziona, non lo so, è troppo semplice. Non penso sia un progetto dietro a queste spaccate, penso che ci sia il dilagare piuttosto di vita corrotta e dissoluta da parte di questi operatori. Secondo me bisogna anche risalire a monte e capire come mai queste persone si comportano così. Persone che non lavorano, quello sono capaci di fare queste cose. Loro va bene anche 20 euro e 50 euro. Ma bisogna, cosa fanno carabinieri, poliziotti, cosa fanno a notte? Restiamo in provincia di Padova con la tragedia che si è consumata nella notte tra sabato e domenica ad Albignasego, dove per un improvviso malore è morto un neonato di 5 mesi. Il piccolo si è sentito male mentre era in casa con i genitori. Mamma e papà hanno chiamato i soccorsi che sono giunti poco dopo. La situazione è apparsa subito grave, il bambino è stato portato in ospedale, ma dopo poche ore non ce l'ha fatta ed è deceduto nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvargli la vita. Per capire l'esatta causa del malore verrà effettuata nei prossimi giorni l'autopsia. Sgomento in paese dove la madre gestisce un bar, al momento naturalmente chiuso per lutto. Ci spostiamo nella Marca Trevigiana perché è stato arrestato l'assassino dell'artigiano Alessandro Coltro, che aveva la sua azienda a Chiarano, ucciso per 15.000 euro a Fontana Fredda. In manette è finito un pizzaiolo rumeno di 48 anni. 4 colpi di pistola alla testa, ucciso per portargli via 15.000 euro. È stato arrestato l'assassino di Alessandro Coltro, 48 anni, l'artigiano che aveva la sua azienda a Chiarano. L'assassino è un pizzaiolo rumeno, Marius Lucian Aprian, anche lui di 48 anni, ha confessato l'omicidio. I carabinieri hanno bussato alla sua porta sabato mattina presto. L'uomo aveva già preparato le valigie, pronto a fuggire a Londra. In tasca aveva già il biglietto aereo. Quando i militari hanno capito che stava per lasciare l'Italia,
Italia hanno chiuso il cerchio e sono scattate le manette. Denunciati per ora a piede libero 2 donne domenicane ed il marito italiano di una delle due, che hanno sempre coperto il rumeno, depistando anche le indagini e ospitandolo a casa loro. Secondo quanto avrebbe raccontato ai carabinieri di Pordenone, il rumeno avrebbe dovuto vendere alla vittima un Rolex da 50.000 euro per soli 15.000 euro. In realtà Coltro era l'intermediario di una terza persona che aveva affidato a lui i soldi e il compito di consegnare il denaro, ma quando è arrivato sul luogo dello scambio, in quel boschetto a Fontana Fredda, non c'era nessun Rolex. Il rumeno ha cercato di portare via i soldi a Coltro, che si è opposto. È nata una colluttazione e l'assassino ha tirato fuori una calibro 22 colpendolo alla testa ben 4 volte. Ha detto agli investigatori che aveva preso paura perché pensava che anche la vittima avesse una pistola, ma Coltro non aveva nessun'arma. Il rumeno, portato in carcere, deve rispondere di omicidio a scopo di rapina, porto abusivo di arma contraffatta. Avevo bisogno di soldi, ha confessato agli investigatori, volevo portargli via i 15.000 euro. I carabinieri hanno anche trovato e sequestrato la pistola utilizzata, munita di silenziatore. A inchiodare il rumeno, i messaggi tra la vittima e l'assassino, messaggi recuperati dal cellulare proprio di Coltro, e le immagini della videosorveglianza della zona che riprendono l'auto della datrice di lavoro di Aprian arrivare nel parcheggio e lasciarlo nel luogo dell'agguato. Le indagini continuano perché qualcosa nel racconto del rumeno ancora non torna. Giallo a Vicenza, il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte dell'uomo precipitato sabato da un palazzo in città. Oggi l'autopsia sul corpo della vittima. Rimane tinta di giallo la morte di Mirko Boscheri, il 54enne trovato cadavere sabato scorso al civico 37 di Viale Milano a Vicenza da 2 elettricisti giunti per un lavoro. Il pubblico ministero Serena Chimichi ha aperto un fascicolo di inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo o volontario. Nella giornata di oggi invece è stata effettuata l'autopsia sul corpo del 54enne che, secondo un primo riscontro, sarebbe morto per i traumi subiti nella caduta, forse dal 4º piano, disposti anche gli esami tossicologici. Tutto ancora da capire ed è quanto sta cercando di appurare la squadra mobile cosa facesse Mirko Boscheri sabato al civico 37 di Viale Milano. L'uomo, con diversi precedenti penali, risultava residente a Tiene mentre i suoi genitori a Vicenza. Da alcuni giorni però non aveva più notizie del figlio, anche se il fratello avrebbe visto l'auto di Mirko Boscheri in Viale Milano già venerdì sera. Restiamo nel Vicentino, ma andiamo a Bassano per un incendio in una tipografia. Le fiamme raggiungono anche il piano superiore dove abita un'anziana che rimane intossicata ma viene salvata dai vigili del fuoco. Momenti di paura questa mattina per un'anziana rimasta intossicata in un incendio divampato in via Retusa a Bassano. A prendere fuoco, probabilmente per un cortocircuito, alcuni macchinari della tipografia Silvestrini al piano terra di una villetta di cui è titolare Romano Silvestrini, 45 anni, residente in città, poco distante dalla sua attività. Un fumo denso e fiamme hanno raggiunto il piano superiore dove vive la nonna del proprietario, 83 anni. Lei ha avuto la prontezza di barricarsi in casa, un vicino ha dato l'allarme, i primi ad arrivare gli agenti del commissariato di polizia di via Pecori Giraldi, seguiti dai pompieri e dall'ambulanza del SUEM. I vigili del fuoco, come si vede dalle immagini, hanno raggiunto il primo piano e sono riusciti a trarre in salvo l'anziana. L'83enne è stata trasportata al San Bassiano per accertamenti, fortunatamente non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno lavorato per più di 3 ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza il sito. Ingenti i danni, praticamente tutti i macchinari sono andati distrutti nell'incendio. E un altro incendio la notte scorsa, intorno alle 3:30, ha interessato una bancarella di dolciumi della Sagra Madonna del Rosario a San Donà di Piave in provincia di Venezia. Coinvolte 2 bombole del gas GPL di cui una scoppiata, nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal locale di staccamento ha spento il rogo che ha completamente distrutto la bancarella. Il nucleo NBCR, intervenuto da Mestre, ha provveduto alla bonifica della seconda bombola coinvolta dalle fiamme. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei pompieri, le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 3 ore.
Cambiamo argomento con la politica perché da sempre su posizioni laiche verso il tema dell'aborto il governatore del Veneto Luca Zaia difende la discussa mozione dal Consiglio Comunale di Verona, non è in contrasto, dice, con la legge 194. Io ho un approccio molto laico e penso che ognuno risponda alla propria morale, alla propria etica e alla propria idea. E dico, oggi c'è una legge e va applicata che è la 194. Dall'altro dico che mi sembra anche un po' una tempesta in un bicchiere d'acqua, visto e considerato io sono andato a leggermi quella mozione e in quella mozione c'è esattamente scritto né più né meno quello che c'è scritto nella legge 194. Nessun attacco alla legge sull'aborto o alla libertà di scelta della donna nella mozione del Consiglio Comunale veronese che dichiara la città scaligera a favore della vita. Così il governatore Luca Zaia entra nel dibattito sulla discussa iniziativa partita dalla maggioranza leghista, ma votata anche dalla capogruppo locale del PD. Le azioni di sostegno alla gravidanza, promosse dal Comune di Verona, nota il presidente veneto, non soltanto non sono in contrasto, ma sono espressamente previste dalla norma. La legge parla di centri di aiuto, parla di percorsi di accompagnamento, esattamente quello che c'è scritto in quella mozione, non ho visto nulla di particolare. Qualcuno si è meravigliato e si parla della culla segreta. Ma esiste, perché la culla segreta è la mamma che non riesce a tenere il suo bimbo e da quando nascerà lo può lasciare in maniera anonima all'ospedale e quindi sarà avviato un percorso di adozione. E poi tutto il tema dei consultori previsti nella 194, anche questi. Non capisco quindi la levata di scudi generale, si stupisce Zaia, in difesa di una legge che nessuno ha messo in discussione. Dopodiché, se si vogliono dare altri contenuti, li si dovranno vedere scritti nero su bianco, ma tutt'oggi non ci sono. E assume contorni poco chiari la vicenda denunciata da una giovane di Spinea nel Veneziano. La ventenne sarebbe stata rifiutata ad un colloquio di lavoro a causa del colore della sua pelle, ma il suo racconto al momento non troverebbe riscontro. La solidarietà le è arrivata ai massimi livelli istituzionali. Il sindaco di Venezia, dopo averle porto le scuse a nome della città, l'ha invitata al Taliercio per assistere in prima fila alla partita della Reyer. E Judith Romanello, che nelle fila delle giovanili della prima squadra di basket di Venezia ha militato per alcuni anni prima di dedicarsi all'atletica, non si è sottratta. Fisico statuario, una fascia prestigiosa conquistata alle finali di Miss Italia di qualche anno fa, la poco più che ventenne è stata catapultata nel tritacarne mediatico a causa di un suo post e denuncia pubblicato su Facebook su un presunto colloquio di lavoro fallito a causa del colore della sua pelle. Questo episodio ho voluto raccontare non per fare la vittima, non per mettermi al centro dell'attenzione, non per le visualizzazioni, voglio far riflettere, perché semplicemente quello che deve vergognarsi qua non sono io, ma il datore di lavoro, perché è lui che deve farsi una buca e scavarsi e deve fare una buca e buttarsi dentro, non io. Perché io sono arrivata là col sorriso, con la voglia di presentarmi, di mostrare il curriculum. In questo estratto del video pubblicato su Facebook, Judith stigmatizza il comportamento del titolare di un ristorante veneziano che l'avrebbe liquidata in malo modo. Ma il racconto della giovane non trova riscontro e allora i leoni da tastiera si sono scatenati. Non ci sarebbe possibilità alcuna di rintracciare il ristoratore. Nel telefono della ragazza non è rimasta traccia del numero trovato su subito.it dove sarebbe stato letto l'annuncio di offerta lavoro. A Spinea, dove Judith vive con la sua famiglia, nessuno vuole commentare la vicenda. Non lo fa neppure il sindaco che abbiamo contattato per sapere se la storia raccontata dalla giovane concittadina ha favorito una qualche iniziativa di aiuto nella ricerca di lavoro. L'auspicio, al di là dei dubbi che il mancato accertamento della veridicità della vicenda ha sollevato, è che Judith possa comunque trovare la sua strada da percorrere con serenità. Adesso ci fermiamo per alcuni minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con la cronaca, maxi sequestro di prodotti non in regola da parte della Guardia di Finanza di Padova. 280.040 articoli sequestrati per un valore di mercato stimato di circa 1 milione di euro. Sono i numeri dell'operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, che si è concentrata sul monitoraggio delle attività commerciali che operano al centro ingrosso Cina.
Qui le Fiamme Gialle hanno scoperto una ditta individuale dove venivano commercializzate apparecchiature elettroniche e accessori di vario genere che spaziavano dagli oggetti per la casa a quelli per la cura della persona, privi delle indicazioni utili alla valutazione e dalla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto. Completato il sequestro amministrativo dei 280.000 articoli, il titolare della ditta individuale, responsabile della violazione, è stato segnalato alla Camera di Commercio per una sanzione amministrativa che potrebbe anche raggiungere i 30.000 euro. Parliamo di turismo perché rallenta l'invasione dei turisti a Venezia. Le stime della regione per il 2018 registrano per la prima volta un leggero calo negli arrivi. Quest'anno Venezia una leggera flessione l'ha avuta, mentre cresce per esempio la provincia di Treviso o la provincia di Vicenza. Per la prima volta da moltissimi anni calano gli arrivi a Venezia. Il dato, rivelato dall'assessore regionale al turismo Federico Caner, non è ancora quantificabile con esattezza perché riferito alle stime per l'anno in corso, ma l'inversione di tendenza, pur rispetto a un anno da record come il 2017, sarebbe netta. Ai veneziani non dispiace di sicuro, devo dire che io a volte vengo a Venezia anche per motivi personali, non solo per lavoro, ed effettivamente il flusso turistico è notevole e posso capire anche l'arrabbiatura dei veneziani. Per questo dico che secondo me il turismo è importante, però va gestito, in primis secondo me la gestione delle grandi navi, perché effettivamente scaricare in massa in una giornata migliaia di persone qualche problematica lo può fare, quindi il turismo diciamo nautico, cioè derivante dalle crociere è importante, però va gestito e su questo si sta anche lavorando assieme al Ministero. Continuano invece a crescere nel 2018 alcune destinazioni alternative rispetto a quelle tradizionali. La provincia di Belluno sta registrando un più 6,7% di arrivi e un più 2,6% di presenze. In aumento anche i territori di Treviso e Vicenza. Nel Veneto in generale si registra un lieve calo degli arrivi e un lieve aumento delle presenze. Quest'anno è un anno di stabilità, diciamo, però un anno di stabilità tenendo conto che veniamo da 4 anni di crescita consecutiva, tra l'altro con un 2017 che è stato veramente il boom record con 70 milioni di presenze e circa 19 milioni di arrivi. I dati sono stati diffusi dalla Regione in occasione della 17ª edizione di By Veneto, il workshop internazionale del turismo che ha visto radunarsi a Mestre 263 imprese venete per un totale di circa 450 operatori e 200 buyer internazionali provenienti da 45 diversi paesi. Il turismo resta la prima industria in Veneto con 17 miliardi di fatturato su un PIL regionale di circa 150. E adesso vediamo i momenti più importanti della 2 giorni di raduno della sezione ANA di Treviso. È stato un fine settimana ricco di momenti simbolici, di emozioni nei luoghi della Grande Guerra. 1 o 2 giorni per celebrare il raduno sezionale degli Alpini di Treviso, ma anche e soprattutto per rendere omaggio alle migliaia di soldati che lungo le rive del Piave hanno perso la vita durante il primo conflitto. Iniziato sabato con la cerimonia al Sacrario di Fagarè, domenica il raduno ha vissuto il suo clou, prima con la sfilata degli 89 gruppi dell'ANA di Treviso sulla golena del Piave, con la commovente deposizione da parte del presidente ANA nazionale Sebastiano Favero di una corona d'alloro nelle acque del fiume Sacro. La sfilata è proseguita lungo la Postumia fino al Sacrario di Fagarè con l'onore ai caduti e la deposizione di una corona, poi tutti con il naso all'insù per il passaggio di 3 aerei e il tricolore che ha dipinto i cieli di San Biagio. Ma forse il momento più emozionante della 2 giorni di raduno è stato il concerto di sabato sera, 100 voci, 100 trombe, che hanno intonato al Sacrario di Fagarè il silenzio d'ordinanza.
ricordo l'appuntamento con 20 e 10, si parlerà della manovra del governo insieme a Cinzia Bonan, segretario CISL Belluno Treviso, e Massimiliano Nobis, segretario FIMCISL Veneto. A seguire poi torna questa sera come ogni lunedì Ring, si parlerà della città di Padova sotto attacco di criminali che in 2 mesi hanno assaltato più di 30 negozi. Lo spaccone continua ad agire colpendo esercizi simbolo, ma le bande potrebbero essere più di una. In studio Antonio Bressa, assessore al commercio del Comune di Padova, Alain Luciani della Lega in Consiglio Comunale a Padova, e poi Eleonora Mosco, Forza Italia, Marco Carrai Lorenzoni, sindaco, vice sindaco, scusate, Marco Carrai della lista Lorenzoni, sindaco Orizzonti, e poi in collegamento da Padova i commercianti colpiti e le associazioni di categoria. È davvero tutto con l'edizione del Veneto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 9 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque, la pressione infatti è in aumento e regalerà alla nostra regione una giornata all'insegna del bel tempo. Ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime piuttosto gradevoli comprese tra 21 e 25 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, anche sulla nostra regione infatti sarà una splendida giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento. Non sono previsti fenomeni degni di nota. Il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 13 e 15 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, l'alta pressione garantirà una giornata all'insegna del bel tempo anche sulla nostra regione. Tanto sole dunque su tutti i settori, il cielo sarà sereno salvo per innocui addensamenti sui settori meridionali. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 24 e 27 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.